Buongiorno, io credo che non possiamo come cittadini abituarci all'orrore. Vedete le fotografie di 2 persone, le trovate oggi sui giornali locali del Veneto, perché il fatto è accaduto in Veneto. Questi 2 uomini sono morti, mentre cercavano di pulire, una vasca biologica. Sono stati, soffocati, uccisi dalle esalazioni, ecco. Io, questa cosa qui la vedo come una rappresentazione dell'orrore, ecco. Si trattava di 2 persone, di 2 egiziani, questo di sinistra aveva 39 anni e questo bel giovane di destra ne avrebbe compiuti 22 a fine settembre. Qui sto leggendo dal Corriere delle Alpi. La tragedia è avvenuta a Santa Maria di Sala, erano sbarcati da pochi mesi e l'articolo del Corriere delle Alpi in pagina destra fa il punto sulla loro situazione, la cooperativa, i permessi, il tentativo di integrarsi. Il titolo di apertura della doppia pagina dedicata a questa vicenda drammatica e inaccettabile è questo: uccisi dalle esalazioni nella fossa biologica. Avevano 21 e 39 anni, i 2 richiedenti asilo impiegati come facchini nello sgombero di una villa. Erano andati a verificare l'intervento fatto da una ditta specializzata. Allora, su questa vicenda ovviamente ci sono gli approfondimenti, le interviste dei nostri giornali, per esempio qui in taglio basso: gas che puzza di uova marce, può uccidere in 5 minuti, e si parla di questa caratteristica dell'idrogeno solforato che si genera in queste situazioni e che è un gas che può risultare fatale in pochissimo tempo. E le domande sono le solite: queste persone erano preparate, erano in sicurezza, li si è mandati a fare un lavoro rispetto al quale erano pronti, erano in grado di farlo? Ecco, queste sono domande che ovviamente dubbi che ovviamente ci attanagliano di fronte a una disgrazia intollerabile, ecco. Il Gazzettino già nel titolo ci dà qualche particolare in più: soccorre l'amico caduto nella cisterna, 2 morti, verifiche sui contratti. Santa Maria di Sala, siamo in provincia di Venezia, gli operai lavoravano per una ditta di traslochi e dovevano pulire la vasca di liquami. Fatali le esalazioni di gas, la procura indaga sulle protezioni adottate. E poi il titolo basso che ci inquieta: Zaia, subito accertamenti, Manildo non è fatalità. Ancora morti sul lavoro, ancora dolore e disperazione dei familiari, ancora un coro unanime di sdegno da politici e sindacati per un mai più che purtroppo non si avvera mai. A gettare un'ulteriore ombra sulla tragedia di Veternigo è la doppia circostanza che col passare delle ore e il susseguirsi degli accertamenti gli inquirenti vogliono verificare: i 2 egiziani morti erano in regola o lavoravano in nero? E avevano adottato le precauzioni necessarie? Su quest'ultimo aspetto la morte per asfissia dà già una risposta. La risposta è no, non erano adeguatamente protetti, è ovvio. Sulla regolarità della loro posizione bisogna attendere la fine dell'inchiesta. Intanto sono stati tantissimi i messaggi arrivati dopo la tragedia. Ci sono appunto le parole del candidato a presidente della regione per il centro-sinistra Giovanni Manildo, che dice: non possiamo considerare queste morti come una fatalità, sono il segno di un sistema che ha smesso di garantire sicurezza. Se il lavoro non è sicuro, non è lavoro. E ovviamente ci sono le prese di posizione dei sindacati. Che dire, noi così ci uniamo al cordoglio vasto che accompagna questa tragedia, e anche noi da qui, dall'Amico del Popolo, non possiamo che auspicare davvero
che ci siano più attenzioni da parte delle ditte, più controlli anche da parte delle forze dell'ordine, perché se esistono devono esistere le misure per poter operare in sicurezza, bene queste, devono essere sempre attuate, sempre adottate. Si vedrà se qui, è stato compiuto qualcosa di sbagliato, ma evidentemente sì, perché i 2 uomini purtroppo non hanno potuto difendersi, dal pericolo, nel quale si sono trovati coinvolti. Ecco, abbiamo cominciato così la rassegna stampa di oggi, che è martedì 5 agosto, condotta come sempre da noi giornalisti dell'Amico del Popolo. Buongiorno a tutti da Luigi Guglielmi. Io di solito vi leggo solo le notizie di carattere locale. A livello generale è molto più facile ottenere le, informazioni che io sulla cui correttezza vi raccomando sempre di vigilare, anche se leggete di Gaza, di Ucraina, ecco, sempre attenti ai social, meglio prendere in mano un giornale, insomma, è meglio prendere in mano un giornale informato, un giornale affidabile, ecco. Io di solito quelle notizie le salto non perché non siano gravi, ma perché do un po' per scontato che le informazioni vi arrivino. Più difficile che arrivino informazioni locali, o comunque dal Veneto. Ecco, ho cominciato con questa notizia perché mi sembra talmente così grave, no? Visto che tanti incidenti sul lavoro sono successi, succedono anche in provincia di Belluno, mi è sembrato giusto così, anche in segno di rispetto verso queste povere persone, partire da lì. Ma andiamo a vedere la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Prima eravamo invece sul fascicolo nazionale. Mai tanta pioggia sul capoluogo, è il titolo di apertura. L'analisi meteo dell'ARPAV conferma: da 140 anni non si vedeva un mese di luglio così ricco di precipitazioni nella città di Belluno. In provincia appena 5 giorni di bel tempo e 23 variabile. Sono nella media invece le temperature. Nel mese di luglio, dice il lancio, poi a pagina 5 c'è l'approfondimento per chi vorrà leggere. Io come al solito vi do i titoli principali, poi tocca a voi, tocca a noi tutti acquistare questi giornali. Nel mese di luglio le belle giornate nel bellunese sono state 5. Secondo i dati raccolti da ARPAV, per 23 giorni c'è stato tempo instabile o variabile. Era accaduto solo nel 2014, negli ultimi 40 anni. A Belluno, città, non pioveva così tanto nel mese di luglio da 140 anni. Le precipitazioni totali mensili sono state ovunque più copiose del consueto, ma in maniera molto diversa da zona a zona. Alcune aree della provincia sono state flagellate da forti temporali, mentre altre sono state risparmiate. La frequenza delle precipitazioni è stata nettamente più alta del normale, soprattutto sulle Dolomiti, eccetera, eccetera. Qui a voi la lettura. Di tutto un po' su questa prima pagina. Per esempio, qui a incastro c'è un riquadro che però parla di tutt'altra cosa, non c'entra nulla col meteo. Si abbassa l'età di chi accende un mutuo. Per forza la gente è costretta a comprare laddove magari cercherebbe anche affitto, anche i giovani, gli affitti costano tantissimo. Giù l'età media dei richiedenti, ma anche l'importo richiesto e il valore complessivo dell'immobile. È il quadro dei mutui in provincia di Belluno. Che cosa vuol dire? Che chi chiede un finanziamento è più giovane rispetto a qualche anno fa. Belluno, solo 4 risposte al bando per gli alloggi olimpici. La prefettura cerca alloggi per la polizia, per le Olimpiadi, servono camere d'albergo per oltre 700 agenti. Ma il bando lanciato qualche settimana fa, del valore di 10 milioni di euro, ha lasciato quasi indifferenti gli albergatori bellunesi. Solo 4 hanno risposto manifestando il proprio interesse, pochi, anzi pochissimi, di certo non sufficienti a rispondere alle esigenze della macchina olimpica. Cortina, strada chiusa per il cantiere, veterinario irraggiungibile. È una storia che ci viene raccontata da Marco Di Bona, lascio a voi l'approfondimento. Invece mi preme di più segnalarvi l'oggetto della foto centrale di prima pagina sul Gazzettino di Belluno. Alemagna, domani vertice decisivo. Via le transenne anche di notte, questa è la decisione attesa dall'incontro. Allora cosa succede? Che la provincia ha terminato la difficile installazione dei sensori
per capire se si muove qualcosa in alto e garantire sicurezza a chi si muove con le auto in basso. Questi sensori dovrebbero lanciare degli allarmi, dovrebbero permettere appunto di transitare con una relativa sicurezza, con avvisi tempestivi se qualcosa sta per accadere. Ecco, questi sensori e il collaudo sono stati consegnati all'ANAS. La provincia ha fatto un'azione spontanea, diciamo, non era nelle sue competenze realizzare questo tipo di struttura, ma l'ha fatto nell'urgenza di garantire il passaggio tra San Vito e Cortina di Cadore, cioè la statale di Alemagna. Ecco, domani appunto ci sarà il vertice con l'ANAS che deciderà che cosa fare sulla base appunto di queste nuove installazioni. Altro titolo: parte il boicottaggio dei prodotti israeliani, aderisce anche il Partito Democratico, iniziativa di pace e disarmo in provincia insieme a partiti, sindacati e associazioni, 2 campagne da estendere a tutto il territorio provinciale per un'azione di boicottaggio dei prodotti israeliani e per proposte di disinvestimento finanziario dagli istituti bancari e assicurativi coinvolti nella produzione e nel commercio di armi. Quella messa in campo dal Coordinamento Provinciale Pace e Disarmo, da CGIL, FIOM, SPI, ACLI, Belluno, per Assange, Sinistra Italiana, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, non è un'iniziativa nazionale. Parte da qui. Il taglio basso, vi leggo, è stato il palio di Feltre più bello degli ultimi anni. Molte testimonianze confermano questo fatto, tra l'altro con un coinvolgimento di migliaia di persone anche nelle famose cene, il che dà la misura veramente di una presa ancora e sempre molto forte sulla popolazione e sui turisti per quello che riguarda questa manifestazione che rievoca fatti storici di secoli fa. Ecco, vi sto sfogliando il Gazzettino di Belluno, ma adesso andiamo a vedere la prima del Corriere delle Alpi, che si apre in modo insolito, non con un titolo, ma con una fotografia, ed è una fotografia scattata in cima al trampolino di Zuel, con così, un precipizio su quella discesa, insomma, da brivido pensare che lì si buttavano con gli sci per saltare giù nello spiazzo giù in fondo. Ecco, viaggio nei cantieri olimpici, lo sliding center sarà protetto, Simico rilancia sull'ascensore, copertura per il bob e nuovo look per il trampolino. L'ascensore è ancora possibile, parlando del trampolino, che sarebbe più accessibile appunto con un ascensore, questa colonna insomma in cemento armato che permette di salire fin su in cima, da lì godere di un panorama straordinario e vedere il brivido che gli atleti nelle Olimpiadi del 56 provarono prima di buttarsi giù a capofitto per il salto. A Cortina saranno giorni di orgoglio per l'Italia ed è la voce di Marcel Jacobs, l'atleta su pista che tifa per i giochi di Cortina. Sosterrò Goggia, scusate, la sciatrice, e Brignone, le due top sciatrici di questo momento in Italia, su cui ci sono grandissime attese, anche perché mancano dei campioni dello sci maschili, no? Mentre queste due nostre italiane sono ai vertici mondiali, quindi ci sarà quasi più interesse per le gare femminili che si svolgeranno a Cortina rispetto alle maschili, dove si esprimerà la maggior velocità, chiaramente, insomma. Titolo centrale, che però è l'unico titolo grande della prima pagina di oggi del Corriere: epidemia nelle fattorie, già 40 pecore morte e 20 bovini tibetani in 7 diversi focolai. La malattia non si trasmette agli esseri umani, allarme in Alpago per 7 focolai appunto di lingua blu. Colpiti gli ovini e gli yak della conca, e sul Rite allarme in Alpago per 7 focolai di Blue Tongue, è il nome in inglese della lingua blu. Sono già morte 40 pecore alpagotte, razza in via di estinzione, 20 yak presenti a Chiese e sul Monte Rite. L'ULSS Dolomiti sta mettendo in atto ogni azione utile a contenere l'epidemia nel più breve tempo possibile. Il virus, questo ci rende un po' più tranquilli, non si trasmette all'uomo, ma è molto pericoloso per gli animali
e gli allevatori sono esasperati per le continue perdite. Sono stati colpiti 3 allevamenti più grandi, ma anche una decina di piccole aziende agricole familiari della conca dell'Alpago. C'è il titolo sull'Alemagna: "Monitoraggio collaudato", come vi dicevamo, l'Alemagna tecnicamente potrebbe riaprire la notte. L'ANAS ha in mano il progetto di gestione, gli è stato consegnato dalla provincia, e domani, come dicevamo, ci sarà il vertice decisivo per capire se si può di nuovo transitare senza limiti sulla statale che conduce a Cortina. Entro 6 mesi il nuovo Negrelli sarà concluso, e parliamo dei lavori nelle scuole di Feltre. Fermo invece l'agrario, procedono spediti i lavori del nuovo istituto Negrelli a Feltre, la provincia sarà una scuola all'avanguardia. Io con questo mi fermo qui, vi lascio alla lettura di questi giornali, Gazzettino di Belluno e Corriere delle Alpi. Vi invito a seguirci su www.amicodelpopolo.it e vi auguro una buona giornata, un buon martedì 5 agosto. Ciao a tutti da Luigi Guglielmi.